Mi pare di aver visto un lupo, disse il papà in escursione con il bimbo in uno zaino sopra la Malgas la Peur alle pendici del Montefior sull'altopiano. Meglio non dirlo a mia moglie, ha pensato. Ed anche sua moglie ha pensato la stessa cosa, chissà, magari è un cane e poi mi dicono che faccio allarmismo. Invece eccolo qui, il lupo fotografato sopra Malgas la Peur. E visto che a Malgas la Peur il papà in questione era sottoscritto, permettetemi di tornare a ragionare sul predatore ritornato prepotentemente sull'altopiano di Asiago e a pormi la questione che i pastori e gli allevatori si stanno ponendo da tempo. Magari per me è solo una curiosità di tipo naturalistico, ma per loro è vita quotidiana ed ecco infatti le testimonianze di un nuovo raid predatorio dei lupi che circolano molto sui social e tra i telefonini di tutti i giornalisti locali. 7 capi abbattuti, altri dispersi non dove si è notato il lupo sul Montefior ma dall'altra parte della valle di Campomulo, in linea d'aria una manciata di chilometri. Sempre più reti, sempre un maggior numero di pastori a seguire anche di notte gli animali per cercare di proteggerli. È un'emergenza che ci si ostina a non chiamare tale, anche se dal punto di vista economico e del presidio del territorio lo è e come. Meno capi in alpeggio a causa della paura del lupo significano un passo indietro verso l'ennesimo abbandono della montagna. Se non è emergenza questa,